Il nostro fornaro si chiama Carletto e si picueto bravo un gran bello mito. Lui si alza presto e con pioggia, vento e neve ci porta il pane ogni mattina. È come una freccia, è come una litorina. Se oggi siamo qui e siamo quello che siamo è perché qualcuno prima di noi ha fatto qualcosa e ha portato avanti qualcosa con il sudore nella fronte e noi abbiamo il dovere di portare avanti e di continuare a portare avanti questa cosa qui, perché non possiamo dimenticarci delle nostre tradizioni, perché sono cose che ci legano al passato ma ci fanno fare un salto nel futuro per i nostri figli. Questa e queste due sono la cioppa padovana, le mantovane con la mantovana grossa, lo storto che è il corno nostro e anche questo è il corno grande. Abbiamo una fortuna che tutti i radicchi sono tutti originari del Veneto. Se io riesco ad inserire una foglia di radicchio in ogni busta di iceberg che c'è sullo scaffale, io ho raggiunto il mio scopo. Quindi ci siamo spostati qui nella zona del delta del Po, perché in questa zona potevamo avere accesso ai terreni sabbiosi che erano appetibili, che erano molto simili a quelli che noi avevamo a Chioggia, che però erano disprezzati, perché i terreni di sabbia allora in questa zona nessuno li voleva. Negli agricoltori di Chioggia c'è stata una cura nei dettagli che ha fatto sì che il radicchio che viene a Chioggia venga 15, 20, un mese prima di Salerno, che è la culla delle verdure precoci. Non esistevano produzioni di radicchio negli Stati Uniti, siamo passati da 0 ad oltre 1500 ettari di radicchio. È stato accettato dall'industria perché apportava del colore nella miscela dell'insalata dell'iceberg, che era tra il bianco e il verde chiaro. Visto la bellezza del prodotto, ha fatto sì che nell'arco di 5 anni siamo riusciti a far introdurre il radicchio anche da McDonald's. Questo è il mercato ittico nei Grossi di Chioggia, è il primo mercato ittico misto alla produzione d'Italia per quanto riguarda la flotta e anche il prodotto che viene commercializzato. Stiamo parlando di un mercato che commercializza circa 11.000 tonnellate di prodotto all'anno, ha un fatturato di 40 milioni di euro ed è il centro commerciale senza dubbio della città ma anche del nord-est Italia per quanto riguarda il prodotto ittico. Questo è prodotto del Mare Veneto, la maggior parte è prodotto locale, pesce azzurro per il 50%, il resto è prodotto locale, come dicevo, Mare Adriatico, ovviamente laguna e anche valli. Questo è un capobranco, questo è l'unico che ha la testa, nel senso che i pescatori, noi quando riceviamo lo stoccafisso di solito è senza testa, questo invece ha la testa perché è un capobranco e quindi i pescatori non è che lo ributtano in acqua, gli fanno fare la stessa fine, ma per rispetto gli lasciano con la testa. Però questa sarebbe la spada di intronizzazione quando durante l'ultima domenica di settembre a Sandrigo, che noi organizziamo la festa del Baccalà Vicentina, viene intronizzato ogni anno un confratello e questa sarebbe la spada dell'intronizzazione. Non solo come leggenda ma anche come fatto storico, perché c'è un diario preciso, attribuiamo ai Querini la presenza del baccalà, vedi stoccafisso, nel Veneto, perché lui nel 1431 parte per portare le mercanzie veneziane e naufraga. Arriva alle Lofoten, in particolare all'isola di Røsta, dove scopre
dice lui, questo stoccafisso, essiccato al vento, e lo porta poi attraverso un ritorno periglioso, attraverso 3/4 d'Europa fino a Venezia. I veneziani sono stati i primi ad importare le spezie da lontano, dall'Africa, dal lontano Oriente, e il porto di Venezia è stato uno dei primi porti in cui questo commercio è avvenuto e le prime botteghe del caffè sono state aperte a Venezia. È importante non perdere la nostra storia, le nostre radici. Infatti questo museo è intitolato Dalla pianta alla tazzina e c'è un po' tutta la storia del caffè in particolare del caffè espresso. Un punto importante è la crema, è l'unico caffè al mondo che ha la crema, nessun altro caffè ha la crema. Il caffè turco è un caffè bollito, che viene bollito, il caffè americano è un caffè che viene, diciamo, con la macinatura molto grossa e con l'acqua bollente. Il caffè espresso invece è un caffè veloce, è un caffè con 25-30 cc che deve essere estratto in 25 secondi. È un caffè che con 1000 profumi, 1000 odori, 1000 aromi che gli altri caffè non hanno. Questa è la fugassa veneta. Questa arriva da praticamente che la facevano i nonni nostri e hanno tramandato tutte queste ricette, modificandola nei tempi, nei modi, perché poi cambiano le esigenze, cambia le temperature, cambiano alcune cose, però alla fine questa è originale degli anni dei nonni, dei nostri nonni. Questo è un prodotto ovviamente con lievito madre. Come vediamo, la prima caratteristica del lievito madre sta che la velatura è irregolare, non ha una regolatura fissa. La tradizionalità vuole anche che la fugassa sia un dolce povero, sia un dolce fatto con ciò che si aveva nell'aia, un prodotto che dura poco e quindi non ha all'interno nulla che l'aiuta a conservarsi, solo gli zuccheri, i lieviti che li aiutano, non c'è altro nulla, è l'etichetta pulita praticamente. Lo gnocco è un simbolo per noi veronesi di donare al prossimo bisognoso. Questo è il vero. Il gnocco allora era costituito di farina e acqua, perché la patata nel 1500 non era ancora arrivata in Europa. Ci sono vari modi di condire, chi per i bambini specialmente con il pomodoro. A me piace e gradisco tantissimo con la passissata del cavallo, poi con il ragù e con i formaggi, con tante altre possibilità, ma quello classico è con la passissata del cavallo. Io adoro il vino rosso, che sia marrone, che sia ricciotto, che sia ripasso, sono quei vini che io adoro. Ad assaggiare un prodotto che abbia all'interno degli aromi, diciamo, alla fine sono sempre aromi creati in laboratorio, quindi artificiali. Il primo sentore che ha è la lingua che pizzica, non c'è niente da fare. Migona staeta con poche vacchette e se magrette perché mattina sera che tiro i tipi. E fa poca latte ma se una bontà, questo gadito un cali papà. Le guardo sempre, le tratto bene, do molto fieno perché a loro fa bene. È profumato, le api fanno le gingane sopra il mio prato. Di mangime glielo do razionato, loro ne andrebbero mate, ma io per la loro salute non voglio che mi faccia il cioccolato. Quando assisto ad un parto e menasse una vedetta mi sono contento perché resta sua mestaetta. Quando viene il negoziante ne porta via una per me la cena sfortuna e dopo se penso che viene qua mi so disgustare come una volta mi può rompere. Il caffè che dovrà essere fatto con le famose 4 M.
macchina, macinino, miscela e alla fine, ma non ultima per importanza, la mano dell'operatore. Prezzo in italiano, avanti, via, avanti, aggiudicate, via!